non è auspicabile che la nostra popolazione, gli italiani, i veneti, devono confondersi con persone di colore. Non sono razzista, raggiunto al telefono replica così Leonardo Muraro al clamore che le sue dichiarazioni, mercoledì in diretta a Focus, stanno avendo sui media nazionali. Il suo timore che l'immigrazione incontrollata dall'Africa imbastardisca la razza veneta è finito nel mirino di Enrico Mentana, che non ha mancato di farci dell'ironia. Si può discutere di tutto, gli alfieri dell'accoglienza con quelli di una politica più intransigente, ma non scadendo a livelli come purtroppo stiamo per documentarvi, è arrivato a teorizzare nel modo che stiamo appunto per sentire un eletto, il presidente della provincia di Treviso, Muraro, in un dibattito. Più che un problema di bambù è un problema di bamba quello che abbiamo davanti. Sembra non sia niente di strano, di offensivo. Ho detto un termine nostro usuale che utilizziamo quotidianamente, benché qualcuno mi dà del bamba, ma guardando sul Google bamba significa anche metodi di calciatori, canzoni, poi c'è anche un verbale che parla di persone ingenua, sciocca, di cocainomane. Penso che questa sia una grave offesa che sta facendo Mentana, ma dalla sua altezza, dalla sua superiorità e dalla sua arroganza si permette di dire tutto ciò che vuol dire, perché ha un'emittenza nazionale. Inutile perdere tempo a far causa a Mentana, dice Muraro, che però un sassolino dalla scarpa se lo toglie come. Chiedo scusa per i telespettatori, ma ho dovuto andare a vedere cosa significa bamba, non sapevo assolutamente cosa significava bamba, perlomeno come intende dirlo Mentana. Forse chi fa uso di certe sostanze che è scritto nella terminologia di qualche dizionario, forse se le conosce bene questo termine significa che l'ha usato.